Ben ritrovati a Cattoliche dintorni. Un gruppo di studentesse iscritte all'Università Americana del Delaware è stato ospite della Facoltà di Scienze della Formazione per un confronto sul percorso di studio e di intervento nell'ambito della disabilità e dei servizi alla persona. Vediamo insieme il servizio. Professor Croce, che tipo di approccio innovativo propone l'Università Cattolica nell'ambito delle disabilità rispetto al sistema americano? È difficile perché l'Università Americana, di cui abbiamo ospiti gli allievi e i due docenti, è una università d'avanguardia. Però diciamo che per quanto riguarda gli aspetti umanistici e filosofici alla base, per esempio, di tutto l'approccio anche tecnico alla disabilità intellettiva, l'Università Cattolica ha molto da dire, e non soltanto appunto nel nostro panorama italiano ma a livello internazionale. Quindi diciamo che la componente innovativa è introdotta all'Università Cattolica rispetto alla disabilità dal nostro dipartimento, dai colleghi dell'Università sia Brescia che Milano, è proprio quella di sapere elaborare il modello concettuale alla base del servizio alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Da dove nasce la collaborazione tra l'Università Cattolica del Sacro Cuore e l'Università Americana di Delaware? È nata qualche anno fa in occasione proprio di un corso di formazione che l'Università del Delaware fece al servizio di professionisti e professori americani e canadesi riguardo al problema della leadership nel campo dei servizi alle disabilità intellettuali. Professoressa Wu, il Dipartimento per lo Studio Umano e gli Studi sulla Famiglia è un dipartimento interdisciplinare dell'Università di Delaware. Quali sono le facoltà coinvolte in questo programma? In this program. In questo programma abbiamo due facoltà. L'Early Childhood Education Program, che prepara gli studenti a diventare insegnanti per le prime fasce d'età, quindi dai neonati fino alle elementari. E poi la facoltà dei servizi umani, in cui gli studenti vengono formati per lavorare in altri campi, come ad esempio le organizzazioni non profit, e anche nell'ambito della terapia occupazionale. Professoressa Hallam, gli interessi delle vostre ricerche si focalizzano soprattutto sui primi interventi da attuare sui bambini con disabilità e anche sulle loro famiglie. Che tipo di aiuti avete offerto finora e invece a quali interventi state lavorando in questo momento? Services are being tested nowadays. At the University of Delaware, we're really working on two projects related to young children with disabilities and their families. All'Università di Delaware stiamo lavorando a due progetti legati ai bambini con disabilità e anche alle loro famiglie. Il primo è chiamato Delaware Stars e stiamo lavorando per fornire assistenza tecnica e supporto ai programmi di assistenza dell'infanzia degli Stati Uniti. Mandiamo il nostro staff e gli insegnanti specializzati sulle scuole dell'infanzia e delle elementari per migliorare il loro curriculum e dare loro le istruzioni per lavorare con le famiglie. Un altro progetto si chiama invece Early Head Start ed è un programma per i bambini a basso reddito, bambini cioè che vivono in povertà. E stiamo provando un intervento di educazione parallelo per vedere se riusciamo a ridurre lo stress nelle famiglie che hanno basso reddito nelle loro vite. We can reduce the stress in low-income families' lives and how that relates to parent-child interaction. E ora vi proponiamo la testimonianza di Mattia Esposito, studente della Facoltà di Scienze Linguistiche, da poco tornato dal Michigan, dove è stato grazie al progetto Overseas. Mattia Esposito, iscritto alla Facoltà di Lingue, indirizzo esperto linguistico di impresa, sei stato in America tramite il progetto Overseas. Dove esattamente? Sono stato 4 mesi alla Central Michigan University in Michigan. Perché hai deciso di partire proprio per l'America? Perché avevo già fatto un'esperienza all'estero di 10 mesi prima dell'università, come esperienza di vita, come anno sabbatico, ma per imparare la lingua. E studiando lingue ho pensato che un semestre all'estero potesse essere una grande occasione per coltivare le lingue, appunto. Sì. E lo è stata una grande occasione? Lo è stata. L'unica pecca che ha questo programma è che quando comincia a diventare un po' confidente con l'inglese è tempo di partire. Come si svolgevano le tue giornate in Michigan? Avevo molte meno lezioni che in Cattolica, diciamo 3-4 ore al giorno al massimo, e principalmente la mattina e raramente nel pomeriggio.
Nel tempo perso avevo un centro sportivo veramente grande con piscine, palestre, bowling, campi sportivi e la terza università mi permetteva di entrare in modo gratuito in tutti questi centri sportivi e fare attività sportiva così con amici o da solo. Il metodo di studio americano quanto è diverso da quello italiano? È completamente diverso, nel senso che in America si frequentano lezioni e bisogna tenere studiato giorno per giorno, anche perché ogni settimana c'è una prova. Ci sono compiti a casa da fare, progetti, presentazioni in classe agli studenti e ogni mese c'è l'esame, più l'esame finale, quindi e anche la partecipazione viene contata, se uno alza la mano, se uno interviene, viene segnato come punti che verranno riconosciuti a fine semestre. Com'è stata la tua vita in Michigan per questi 4 mesi? È stata un po' strana, nel senso mi sembrava di essere immerso in un film americano e quindi era un po' tutto quasi irreale, però era bello. Ora che sei tornato, che cosa ti ha lasciato questa esperienza? Mi ha lasciato che sono più ricco, nel senso come persona, nel senso che ho comunque conosciuto un paese nuovo, una cultura differente e soprattutto per l'inglese mi è servito molto, nel senso che l'ho coltivato, l'ho studiato, l'ho praticato molto con gente veramente madrelingua americana e quindi mi è servito molto studiando lingue. Che consigli vorresti dare ai ragazzi come te che sono tuoi colleghi di studi e che magari sono un po' titubanti sul partire? Di iscriversi il più presto possibile perché le possibilità ci sono per comunque crescere come persona e coltivare comunque le lingue, quelle che tu studi, perché comunque io sono del parere che in Italia e comunque in un contesto italiano non si possono fare lingue straniere se non direttamente nel paese o comunque con gente di madrelingua. E ora spazio alla rubrica Libri in pillole, che oggi è dedicata interamente ai bambini. Il primo libro di Jeff Kinney fu pubblicato nel 2007, un successo globale, tanto che il libro fu tradotto in 30 paesi, raggiungendo più di 60 milioni di copie in tutto il mondo. Il protagonista è lui, Greg, un bambino che frequenta la scuola media e che, come tutti i ragazzini, ha tanta voglia di crescere. E ogni giorno si tuffa in avventure divertenti ma anche complicate, che racconta nel giornale di bordo. Greg non è di certo un eroe, non è il più forte della scuola, non ha neanche tanto fascino con le ragazzine, eppure piace un sacco, per la sua semplicità, per le sue battute e anche per la sua difficoltà di relazionarsi con i grandi. Insomma, Greg ha proprio fatto breccia nel cuore dei bambini e dei ragazzini. E questo è l'ultimo libro di Jeff Kinney, Diario di una schiappa, si salvi chi può. E anche in questo libro si parla di avventure, ma stavolta i protagonisti sono degli animali, e più precisamente un topo, una talpa, un rospo e un tasso, che vivono una vita molto tranquilla e pacifica, ma che un giorno decidono di iniziare ad esplorare il mondo. Così Talpa lascerà la sua adorata casa sotterranea e anche Ratto il suo amato fiume, e si metteranno in viaggio, per poi incontrare il rospo, un animale molto egocentrico e vanitoso, che quando si fissa su una cosa è più testardo di un mulo. Inizieranno a percorrere un lungo viaggio per poi incontrare anche Tasso e insieme ne combineranno di tutti i colori. Una meravigliosa favola surreale piena di insegnamenti per i vostri bambini. Questo è Il vento tra i salici di Kenneth Grahame.
Hill vive vicino alla Landa Impenetrabile, un posto molto famoso, perché non sono state mai costruite né case né città, e dove la gente che ha cercato di avventurarsi non è mai tornata viva. Ma quando uno stormo di corvi rapirà Mac, il fratellino di Prue, lei non aspetterà un istante ad immergersi in quella chiazza verde insieme a Curtis, il suo amico, per scoprire che cosa sta succedendo all'interno di quel posto misterioso. Un libro intrigante, pieno di vicende appassionanti. Questo è Wildwood, i segreti del bosco proibito, di Colin Meloy. Anche per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20:45 su Teletutto per chi volesse rivedere i nostri servizi, sono disponibili su YouCut. Grazie per essere stati con noi.